Bentrovati all'ascolto di questa nostra puntata di oggi, ben trovato negli studi di Radio Belluno a Giorgio Reolona, che è storico dell'arte. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, grazie. Allora, oggi parliamo con Giorgio di una mostra che è possibile visitare al Museo Correra di Venezia, Splendori del Rinascimento a Venezia, Andrea Schiavone tra Parmigianino, Tintoretto e Tiziano, una mostra che è visitabile sino al 10 di aprile, tra l'altro so che è la prima mostra dedicata ad Andrea Schiavone, inventore di uno stile nuovo, una pittura dirompente e un artista che è stato definito fuori dal coro, ammirato da Tintoretto, da Carracci e dal Greco. Al Museo Correra ci sono queste 140 opere che arrivano da tutto il mondo e 80 lavori del maestro che non sono mai stati riuniti prima effettivamente. Allora, mi sembra che ieri eri in visita lì, vero Sì. Giorgio? Ho accompagnato un gruppo bellunese in visita alla mostra perché questa mostra parla anche bellunese, con questo pittore del Rinascimento veneziano che è poco noto, è infatti un carneade potremmo dire, perché gli altri tre pittori riportati nel sottotitolo sono assai noti, invece questo Andrea Schiavone è quasi sconosciuto, mentre nella Venezia del Cinquecento era uno dei protagonisti della pittura rinascimentale. Ecco perché questo oblio. Infatti questo Andrea Schiavone è stato criticato da Vasari e da altri teorici perché appunto questo linguaggio dirompente, anche se veniva celebrato dai veneziani, Tintoretto, perché Schiavone faceva uso di una pennellata liquida di tocco a macchie, è stata definita, e i fiorentini si scandalizzavano di fronte a questo nuovo linguaggio così travolgente, coinvolgente, fatto a macchie, quasi appunto abbozzato, ma però pittori come Tiziano e Tintoretto sono rimasti impressionati appunto. Ecco perché dopo causa Vasari e altri storici è caduto un po' nel dimenticatoio questo pittore, che ha lavorato anche per Belluno. E infatti ci sono nella mostra al Museo Correr 2 pannelli provenienti dalla chiesa di San Pietro di Belluno. Che quindi sono stati concessi proprio per questa mostra. Possiamo parlare di questi 2 quadri che sono presenti, visto che sono patrimonio della città di Belluno? Sì. Ecco, questi 2 pannelli provengono dalla chiesa cittadina di San Pietro e costituivano le 2 portelle dell'organo della chiesa, le 2 portelle esterne. Quelle interne sono tuttora in chiesa con i santi Pietro e Paolo, mentre quelle esposte a Venezia raffigurano su uno l'Arcangelo Gabriele che sta scendendo in picchiata verso la Madonna e nell'altro appunto la Madonna in umile atteggiamento di ascolto e di umiltà. E sono tra i lavori più notevoli di Andrea, e risalgono alla metà del Cinquecento. E ho avuto la fortuna di collaborare a questa mostra scrivendo la scheda di queste opere per il catalogo e insieme a me c'è stata un'altra bellunese che ha collaborato con uno studio molto importante sulle fonti archivistiche che è la dottoressa Silvia Miscellaneo, che ha fatto un lavoro di ricerca anche sulle fonti dell'autore e anche per queste opere provenienti da questa chiesa che all'epoca era francescana è riuscita un po' a capire quale potrebbe essere stata la committenza di queste portale d'organo riferibili ai frati francescani di San Pietro, perché uno si potrebbe domandare ma come mai Schiavone, che era un pittore nato in Dalmazia, ecco perché Schiavone come soprannome, ma poi trasferitosi a Venezia, sia arrivato a Belluno. Uno dei canali possono proprio essere i frati francescani, perché lui ha lavorato sia per i frari a Venezia sia per un convento a Pirano in Istria. E sono 2 opere straordinarie e qui si vede proprio anche nel paesaggio sotto l'angelo questa pittura nuova a macchie e anche l'angelo e anche la Madonna hanno una forza, perché appunto in mostra si possono vedere da vicino, mentre in chiesa sono esposte sopra la porta d'ingresso, quindi risulta magari un po' più difficoltoso invece in mostra si possono apprezzare ancora di più perché si possono vedere molto da vicino.
E nella Madonna si nota anche il debito di Schiavone verso Tiziano, perché riprende la composizione della Madonna da una famosa opera di Tiziano che conosceva attraverso un'incisione. Quello che tu dici adesso è quel Sposalizio mistico di Santa Caterina come opera? Di Schiavone? A Belluno? A Belluno. No, è un'annunciazione. È un'annunciazione, perché stavo pensando a due quadri che vengono così presentati nella schermata iniziale del Museo di Venezia, e c'è questo capolavoro del 1542-1544 che è un olio su tela, appunto Sposalizio mistico di Santa Caterina, e poi un altro Nozze tra Cupido e Psiche. Sì, quest'ultimo è un po' l'icona della mostra, quest'ultimo, che viene da New York. Infatti ci sono moltissime opere provenienti dai musei più importanti del mondo. Beh, interessante sicuramente sotto diversi aspetti, per lo stile, per i colori anche stessi che vengono utilizzati all'interno di queste opere di Schiavone, ma credo sia così un modo per conoscere anche un artista che comunque ha lasciato qualcosa nella città di Belluno. La mostra è visitabile, come dicevo all'inizio, fino al 10 di aprile. Posso chiederti che cosa ti ha colpito in modo particolare alla luce del tuo ruolo di storico dell'arte? Allora, quando mi hanno coinvolto sono rimasto contento, perché così potevo appunto approfondire questo pittore che, come dicevo all'inizio, è poco noto. Indubbiamente non compare quasi mai nei libri, né nei manuali scolastici, né nelle grandi raccolte di arte veneta. Ingiustamente, perché appunto grazie a questa mostra, che è la prima monografica, si è potuto fare luce sul ruolo fondamentale che ha avuto Schiavone nella pittura veneziana. E mi colpisce anche il fatto che questo artista sia stato anche interessato alla grafica e all'incisione. Infatti in mostra sono molto suggestivi tutta una serie di stampe e di incisioni di Schiavone che aveva capito, come altri artisti della sua generazione, le potenzialità espressive di questa tecnica, quella della stampa e dell'incisione, che magari non attirano tantissimo nel pubblico che è abituato più ai dipinti, però è un campo anche questo interessantissimo. E poi in mostra ci sono anche opere di altri artisti che contestualizzano meglio il percorso e ci mostrano anche il dialogo tra Schiavone e questi artisti presenti, appunto Parmigianino, che è stato suo maestro ideale, che lui rimane colpito dalle opere di Parmigianino, soprattutto queste figure di Parmigianino che sono molto allungate, raffinate e sinuose, e nelle sue opere di Schiavone si risentirà molto questo stile molto raffinato. Poi Tiziano e Tintoretto, ma anche altri artisti un po' meno noti della Venezia del Cinquecento. E di Parmigianino c'è una bellissima Madonna con santi e con Gesù bambino, con San Giovannino, che è incredibile, uno dei capolavori di Parmigianino. Come poi anche le nostre portelle bellunesi fanno un bel figurone, perché primeggiano in una delle ultime sale e si trovano in fondo e sono anche tra le opere più grandi esposte in mostra, quindi anche queste bellunesi sono notevoli anche come qualità artistica, perché Schiavone era molto raffinato nella sua pittura, anche se, come ho detto, è una pittura rapida di macchia, molto liquida, sintetica, però è incredibile. Allora Giorgio, io ti ringrazio per essere stato qui oggi negli studi di Radio Belluno. Giorgio Reolona, storico dell'arte, vi abbiamo parlato della mostra che sarà visitabile fino al 10 di aprile al Museo Correra di Venezia, Splendori del Rinascimento a Venezia, Andrea Schiavone tra Parmigianino, Tintoretto e Tiziano. Grazie ancora. Grazie Giorgio. a voi.